che m'accosti trepido, fa che di te m'abbeveri, e del tuo cuor che sanguina, o dagli ardenti palpiti, sensi e pensieri. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, che offri all'umanità l'acqua viva della tua grazia, concedi al tuo popolo di confessare che Gesù è il Salvatore del mondo e di adorarti in spirito e verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Ascoltate oggi dalla voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurirete il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Insieme. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché io non abbia più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno di Giacobbe, dove aveva con suo figlio costruito un pozzo. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana a attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti buoni con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame. Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete,
ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi di questa acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui a tingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato il Cristo, quando egli verrà ci annuncerà tutte queste cose. Le dice Gesù, sono io, Messia, che parlo con te. Molti samaritani di quella città credettero in lui. Quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, egli rimase là alcuni giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo, è parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, avete sentito questa pagina di Giovanni, splendida. Bisognerebbe avere tempo per metterci lì e considerarla a fondo, ma abbiamo sempre tanta premura. L'incontro di Gesù con la donna samaritana al pozzo di Giacobbe. In questo incontro ci è rivelato il dono della vita, dell'acqua viva. E chi è quest'acqua viva? È Gesù, il Messia del Padre. Il tema dell'acqua, come vedete i segni qua, è un richiamo frequente durante il tempo quaresimale. L'acqua ha un significato pieno di valore, umile, utile, umile, preziosa e casta. Così la saluta San Francesco nel Cantico delle Creature, necessaria per l'esistenza di tutti gli esseri viventi. L'acqua pura che sgorga dalla roccia simboleggia anche il miracolo della vita, la vita che si rinnova. E nel Nuovo Testamento l'acqua indica il dono dello Spirito infuso a noi nel battesimo. Giovanni racconta che Gesù doveva far ritorno dalla Giudea in Galilea. Avrebbe potuto ritornare
più facilmente risalendo la valle del Giordano, seguendo il fiume, ma Gesù preferisce attraversare la Samaria perché là c'era qualcuno che l'aspettava. Così incontra anche i samaritani, considerati eretici, che da secoli erano separati dai giudei. Gesù si ferma là alcun tempo e per questo sarà accusato di essere immondo. Samaritani erano esseri considerati pagani, immondi. Lui aveva frequentato gli immondi, immondo, indemoniato, nemico di Israele. Gesù arriva a Samaria nell'ora più calda del giorno e affaticato si siede presso il pozzo di Sicar, il famoso pozzo costruito dal patriarca Giacobbe, 32 metri di profondità, che tutt'oggi esiste, andate a vederlo, Chi ci va in Palestina, uno dei punti di riferimento è questo pozzo famoso di Giacobbe. Dopo 3000 anni quel pozzo dà ancora acqua buona come ai tempi di Gesù. Noi sappiamo il valore del pozzo. Anticamente le cose erano un po' differenti dalle nostre. Il pozzo era il luogo di incontro della gente. Attorno al pozzo si incontravano la gente, i viandanti che passavano di là, le donne che andavano a tingere acqua per l'uso della casa. Gesù è stanco e assetato, non ha mezzo per attingere acqua, attende l'arrivo di qualcuno, la sua gente è andata in città a fare provviste. A quell'ora arriva a tingere acqua una donna samaritana, non ha nome. Dovremmo scoprire anche le ragioni di queste dimenticanze. Una donna senza nome viene al pozzo ad attingere acqua e Gesù dice: dammi da bere. Lei risponde stupita: come? Tu giudeo ti umili e domandi da bere a me che sono samaritana. Giudei e samaritani non vanno d'accordo da secoli. E Gesù, attenti, questo è il salto. Gesù risponde: donna, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e lui ti avrebbe dato acqua viva. Che risposte! Sono cose che ci mettono in confusione. La donna, sorpresa da queste parole, cerca di capire: Signore, ma tu non hai un secchio e il pozzo è profondo, come mi dai da bere acqua? Sei tu più grande di Giacobbe, che ci diede il pozzo e servi per lui e per i figli? Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. L'acqua viva di cui parla Gesù è la sorgente della vita nuova che Lui è venuto a portarci. Bere l'acqua data da Lui significa scoprire in se stessi, in noi stessi,
una fonte inesauribile che è lo Spirito di Gesù infuso nei nostri cuori, come ci ha detto Paolo nella prima lettura. Lo Spirito di Gesù che il Padre ha infuso nei nostri cuori. A questo punto la domanda che Gesù aveva fatto inizialmente alla donna diventa la domanda che la donna fa a Gesù. Si invertono le parti. La donna ha capito che questo straniero, chi non sapeva chi era, questo straniero era qualcuno che aveva qualcosa di grande con sé e chiede: Signore, vedo che tu sei un profeta, dimmi questo, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme che bisogna adorare Dio. Credimi, donna, dice Gesù, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Non c'è più bisogno di cattedrali, no, Dio lo trovate in voi, corpo di Cristo e tempio e corpo, la persona che è diventata con il battesimo tempio dello Spirito Santo. La donna, sentendosi accolta da Gesù, confessa la sua speranza nel Messia che dovrà venire e dice: tutte queste cose che tu mi dici ce le racconterà bene quando verrà il Messia. Attenti, attenti. A questo punto Gesù si autorivela. Gesù a questo punto esprime la sua identità. Donna, sono io il Messia che attendi, io che parlo con te. Siamo capaci di pensare che cosa avrà provato quella donna di fronte a Gesù che dichiara la sua identità. È un incontro straordinario. Questa rivelazione inattesa di Gesù alla Samaritana avviene anche per noi, che abbiamo ricevuto il battesimo con l'acqua viva dello Spirito Santo. Come tale siamo chiamati oggi, la Chiesa intera in cammino per la Pasqua, siamo chiamati oggi a riconoscere in noi la presenza di questo Spirito che ci ha resi figli di Dio e testimoni dell'amore del Padre che vuole la nostra salvezza. Miei fratelli, non abbandoniamo questo pensiero, perché questo è il messaggio che raccogliamo in questa terza domenica di Quaresima. Facciamo la professione di fede apostolica. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Nato da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, si riveste di Dio Padre.
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, Carissimi fratelli e sorelle, la preghiera è un atto reciproco di amore fra noi e Dio. Come la Samaritana presentiamogli la nostra vita perché il Signore la orienti al nostro vero bene, dicendo insieme: accoglici nel tuo amore, Signore. Accoglici nel tuo amore, Signore. Per la Chiesa sia comunità di ascolto paziente e sereno, perché ogni persona trovi in essa un porto sicuro dove trovare accoglienza e misericordia. Preghiamo. Per i sacerdoti, ministri del perdono di Dio, si accostino con delicatezza alle persone che chiedono ascolto, direzione di vita, nuova speranza. Preghiamo. Tuo amore, Signore. Per le autorità giudiziarie, nello svolgimento del loro dovere, non dimentichino il rispetto dell'altrui dignità. Preghiamo. Nel tuo amore, Signore. Per ciascuno di noi possiamo trovare spazio e tempo per una preghiera sincera del cuore, così da sentirci illuminati dalla grazia di Dio. Preghiamo. Signore Gesù, come hai accolto la donna samaritana, l'hai ascoltata e hai purificato le sue intenzioni, ascolta ed esaudisci anche la nostra preghiera. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Salvatore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per questo sacrificio di riconciliazione, o Padre, rimetti i nostri debiti, donaci la forza di perdonare ai fratelli. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza.
rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti agli angeli santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice. Di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, i tuoi consacrati, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati
di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, assieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno di pace. Pace con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non so. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 236. Il corpo e il sangue di Cristo. Amen. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, come
come una cerva nela ai corsi delle acque, così la mia anima anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte, mentre dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Questo io ricordo e rivivo nell'anima mia. Procedevo in uno splendido corteo verso la casa di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me? Spera in Dio, ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Preghiamo. O Dio, che ci hai nutrito in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere
la realtà presente nel sacramento che celebriamo, e ora la benedizione quaresimale. Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli nella tua bontà, concedi loro la grazia di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna, per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Messa è finita, andiamo in pace. Una bella domenica a tutti. Il numero 482. Vergine Santa, Dio ti ha scelto con un palpito d'amore per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia noi t'acclamiam. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signor, portasti al mondo il Redentor. Piena di grazia noi ti lodiam. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento